la società attuale, moderna come viene universalmente conosciuta, porta a considerare delle nuovi tipi di esistenze e nuovo modo di essere. Un personaggio che indubbiamente ha voluto incidere nella società moderna con sue idee, con sue preparazioni e con sue novità è stato Bauman, che ha parlato della società liquida. È una società, cioè, che non ha più punti di riferimento, per cui noi siamo costretti in continuazione a cercare soluzioni che, come è giusto, divergono da un posto all'altro. Direi anche in una stessa nazione, dal nord al centro e al sud c'è una diversità. Bauman è stato critico verso la società moderna, in quanto è una società liquida, cioè non legato a soluzioni, ma nello stesso tempo ha fatto capire che anche noi dobbiamo superare le contraddizioni sociali e anche le derivanze totalitarie, perché questa società indubbiamente nel secolo appena finito e anche ancora adesso ha trovato nella democrazia un elemento quasi superato, e per portare avanti la modernità e la ricerca ci vuole una mente pensante, unica, che magari con altri collaboratori porti avanti l'elemento di trazione verso il futuro.